Prima classificata al campionato italiano di ginnastica artistica organizzato dalla Federazione Paraolimpica FISDIR e Asia Abate, 15 anni di Porto Empedocle. È il terzo anno consecutivo che Asia conquista il podio più alto del campionato italiano e quest'ultima vittoria a Pavia non solo le fa portare a casa le medaglie d'oro nelle discipline trave, volteggio, corpo libero e parallele, ma le garantisce di diritto un posto nella squadra nazionale di ginnastica artistica. Qual è la disciplina che ti piace di più? E parallele, trave e corpo libero. Questa vittoria ti garantisce un posto in nazionale. Sei emozionata? Sì, gente, sono emozionata, però poi sono felice. Lei studia danza da quando aveva circa 5 anni e nel suo percorso agonistico è seguita dall'insegnante Francesca Trupia. Nella mia insegnante è sempre lei è stata che mi ha seguito tutto l'anno, Quante volte alla settimana ti alleni? da lunedì al venerdì. Adesso giustamente sogna di volare ancora più in alto, il suo traguardo sono le Olimpiadi. Forse devo vincere le Olimpiadi.